Eder. Mech. Pallister. Trieste. Il caso di Liliana Resinovic entra nella fase più tecnica e insieme più dirimente. Il ricorso della difesa di Sebastiano Visintin sulla perizia medico-legale esclusa dall'incidente probatorio sarà deciso in Camera di Consiglio non partecipata il 18 novembre. Nel frattempo, dall'8 settembre partirà un pacchetto di accertamenti comparativi su fibre, cordini, abiti, guanti, suole e su eventuali impronte, con un orizzonte di circa 120 giorni. Due binari che corrono in parallelo e che, incrociandosi, possono cambiare la forza complessiva del fascicolo. Il punto di indagine oggi è chiaro: trasformare indizi in nessi. Le domande operative sono tre. Primo, i cordini al collo e delle chiavi raccontano una storia di tagli, pressioni o manipolazioni riconducibili a strumenti sequestrati? Qui contano le micromorfologie e le compatibilità di taglio, non le sensazioni. Secondo, la fibra chiara, descritta come gialla, rinvenuta su un polsino, è davvero tessile e soprattutto riconducibile a uno specifico capo sequestrato, oppure resta una compatibilità specifica? Terzo, le impronte e le tracce hanno idoneità al confronto e una catena di custodia inattaccabile. L'eventuale risposta positiva a una sola di queste tre domande sposta il baricentro. Due risposte positive lo consolidano. Tre lo blindano. La scena documentale non è più un rumore. Esistono sequestri di capi e strumenti da taglio, esiste materiale video che inquadra abbigliamento e movimenti nella mattina critica, esistono frame utili a orientare comparazioni su maglia e guanti. La novità è che, con gli accertamenti calendarizzati, il racconto smette di essere ricognitivo e diventa laboratoriale. Spettroscopia, microscopia, genetica forense, merceologia. È qui che si decide se il fascicolo passa dalla logica del compatibile alla logica dell'identificato. Sul fronte processuale, la partita in Cassazione non dice chi è colpevole, ma quale perizia entra con lo scudo dell'incidente probatorio. Se la Suprema Corte aprirà la perizia medico-legale della difesa dentro l'incidente probatorio, avremo due piattaforme tecniche protette che dialogano o confliggono sullo stesso terreno di fatti. Se invece verrà confermata l'esclusione, il baricentro resterà sugli accertamenti già ammessi. La loro qualità, più che la quantità, determinerà la spendibilità in dibattimento. Il cronoprogramma, tradotto per chi indaga: settembre per i prelievi integrativi e la messa a punto dei protocolli, ottobre e novembre per le comparazioni su fibre, cordini, suole, guanti e per l'analisi dei metadati video, integrità dei file, orari di sistema, eventuali gap. Dicembre e gennaio per referti conclusivi e sintesi interpretative. In mezzo la decisione di novembre che può ribilanciare il peso probatorio delle parti. Cosa ci si deve aspettare? Senza scommesse e senza romanzi. O emergono compatibilità specifiche, non generiche, tra reperti sul corpo e reperti in casa, corroborate da una catena di custodia pulita, oppure la pista accusatoria resta nel campo del plausibile, ma non ancora del probato. In altre parole, niente slogan suicidio contro omicidio, ma un cantiere di riscontri che può, finalmente, dare alla storia una spina dorsale tecnico-probatoria. Se c'è un modo serio per sorprendere chi legge senza sparare fesserie, è questo: seguire i dati, non il rumore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.